tengo a sottolineare, la Commissione Ambiente nel dare un indirizzo già nella discussione sulle linee guida del recovery, dell'utilizzo del recovery fund, quindi della costruzione del nostro piano di ripresa e resilienza. Già nel parere dato dalla Commissione Ambiente c'era un richiamo alla questione dei contratti di fiume, questo cosa che abbiamo votato a settembre, diciamo, ottobre. E poi questa risoluzione, questo atto di indirizzo, che invece è un atto un po' più specifico, che mette a fuoco proprio questa questione, cioè della opportunità e della possibilità che le risorse europee ci danno di inserire i contratti di fiume nelle politiche di sostegno alle amministrazioni che saranno coinvolte nell'attuazione dei programmi presentati dal Ministero dell'Ambiente per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Questo è il primo obiettivo, cioè riuscire a fare in modo, siccome sappiamo già che ci sarà dentro le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una parte significativa di soldi che andranno a diciamo, rafforzare le politiche di prevenzione, ad esempio, del dissesto idrogeologico. Noi pensiamo che dentro quel filone sia importante che ci sia un'attenzione specifica anche ai processi dei contratti di fiume, che può voler dire aiutare, diciamo, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche nel sostenere, nel chiedere che questi progetti abbiano sempre di più una visione multidisciplinare, integrata, che tenga insieme le questioni ambientali, ma anche quelle di condivisione, di partecipazione dei territori, delle comunità locali. Sapendo che questo, lo voglio sottolineare anche per esperienza diretta, è uno degli strumenti e delle strade per creare consenso attorno ai processi di trasformazione e di realizzazione di opere utili a ridurre, diciamo così, il rischio idrogeologico in molte aree del paese. Quindi questo è il primo obiettivo. Però voglio dire da subito che quello del Recovery Fund non è l'unico fronte che ci interessava presidiare,